La sede della banca non più utilizzata diventa la nuova sede municipale. Accade a Lusia, in provincia di Rovigo. Il palazzo municipale versava da tempo in condizioni di cattivo stato di manutenzione e con vistose infiltrazioni d'acqua dal tetto e crepe. È stato quindi il Consiglio di amministrazione di Banca Adria a offrire al Comune di Lusia la possibilità di usufruire gratuitamente di una nuova sede municipale in comodato, nei locali della sede amministrativa della ex BCC Adige Po, non più utilizzati dal 2013. Avevamo un edificio veramente fatiscente oramai, ha bisogno di una ristrutturazione generale e quindi non valeva la pena intervenire in piccole parti nella copertura, ad esempio piove dentro, ci sono i serramenti vecchi e quindi abbiamo deciso di prendere la palla al balzo, come si dice, e ci siamo spostati in questa sede. Perfetta per noi perché la sede di una banca ovviamente è completa di tutti gli impianti tecnologici possibili e immaginabili. Noi abbiamo messo qualcosa di nostro ma effettivamente c'era già tutto e quindi per noi è stata veramente una cosa perfetta. Presidente, da dove parte questa iniziativa? È una necessità che è nata in consiglio di amministrazione della nostra banca nel momento in cui avevamo preso coscienza che l'amministrazione comunale di Lusia era allocata in una situazione di estremo disagio e quindi con documento nei confronti della comunità locale e noi avendo a disposizione l'ex sede della banca Adige Po che avevamo incorporato nel 2013 abbiamo ritenuto cosa naturale e logica darle in comodato d'uso all'amministrazione comunale. È evidente che nel momento in cui Banca Adria ha incorporato la banca Adige Po si era posto un problema di creare un momento di contatto, di integrazione non solo tra le strutture operative ma anche tra le due compagini sociali. E una risposta alle esigenze la si può dare solo con fatti concreti, con fatti pratici che vedano poi immediatamente un riscontro nella comunità. In Consiglio di amministrazione l'iniziativa è stata presa con un certo entusiasmo, anzi con forte entusiasmo da parte di tutti i consiglieri, ma in particolare i rappresentanti di Lusia, i consiglieri, sono stati gli artefici di questa iniziativa che ovviamente coinvolge tutto il Consiglio di amministrazione e tutta la comunità locale, che certamente dà non solo il prestigio alla nostra banca, ma dimostra ancora una volta la vicinanza che la banca ha nei confronti del territorio stesso. Le persone di Lusia come hanno reagito a questo cambiamento? Abbiamo notato in loro un certo entusiasmo anche perché entrando subito si vede che sono a loro agio e d'altra parte questi sportelli già prima erano funzionali per il servizio diretto al cittadino e quindi vediamo che si trovano appunto subito a loro agio. Prima fra l'altro il protocollo era al piano superiore e qui è al piano terra e questo è sicuramente un'agevolazione anche per loro. Come si lavora qui? Io direi bene, lo considero un regalo e come tutti i regali il presupposto è gratitudine e riconoscenza, è un ambiente che ti stimola a venire a lavorare molto più volentieri di quello in cui eravamo prima. Ovviamente passando una maggior parte del nostro tempo a lavorare, anche grazie alla legge Fornero, noi non possiamo che ringraziare perché lavorare in un ambiente così stimola parecchio. Una banca dunque sempre vicina alla sua comunità. Molte sono state le iniziative e lo saranno molte altre che con Banca Adria abbiamo condiviso anche nelle commemorazioni, ad esempio del 20 aprile che per noi è una data veramente importante, ricordiamo i nostri caduti nella seconda guerra mondiale, ma abbiamo anche condiviso iniziative con le scuole, con il tessuto orticolo, quindi oggi siamo in prossimità appunto del 20 aprile e con Banca Adria condividiamo questa giornata veramente di commemorazione. Il 20 aprile 1945 un tragico bombardamento alleato radeva al suolo il ponte di Lusia e seminava distruzione e morte. Sotto le macerie, oltre a 74 vite spezzate, rimasero la chiesa di Lusia, le abitazioni del centro, la vecchia sede della banca locale e l'antico castello Morosini, di cui oggi rimane solo una torre a presidiare l'argine del fiume Adige.